Il moto ondoso, i flussi di marea, piano piano stanno rovinando le rive e stanno scavando sotto. E quello che si vede normalmente sulle rive e sui canali nei momenti di bassa marea, ma qui alla stazione si può vedere proprio come il piano di calpestio si stia gradatamente abbassando sempre di più. La segnalazione arriva da un veneziano che da tempo nota come l'acqua della laguna stia creando danni notevoli lungo queste rive. Ai lati del piazzale è perfettamente alla pari dello spigolo del marmo. Al centro sono almeno 10 cm in meno che il piano di calpestio si è abbassato. Di solito quando questo accade vuol dire che sotto si sta svuotando, vuol dire che il terreno sottostante che dovrebbe sostenere il piano di calpestio si sta svuotando attraverso delle fessure che ci saranno sotto le rive che col movimento, con le correnti di marea, un po' alla volta portano fuori i sedimenti, portano fuori il terreno, si creano delle voragini e il piano di calpestio che è sopra un po' alla volta cede. E tutto questo accade qua davanti alla stazione da 2 anni e nessuno dice nulla. Qualche lavoro di manutenzione è stato fatto, ma sembra con scarsi risultati. Quando ha ceduto poco avevano coperto con del cemento, come in questo qui vicino a noi il cemento si è già sgretolato, quello che avevano messo in origine si vede subito che non ha tenuto, si è sgretolato. Il timore è che questa, come altre zone, possano cedere. Bisognerebbe fare delle verifiche se in realtà sotto, come penso io, ci sono delle caverne vuote che rischiano prima o dopo di crollare definitivamente. Credo che questa città abbia superato di gran lunga il punto massimo di non ritorno.